La discarica di Siculiana chiude i cancelli ai comuni del lato Gesa Agrigento 2 che non hanno ancora pagato i debiti alla Catanzaro Costruzioni, la ditta proprietaria dell'impianto di smaltimento dei rifiuti. Sono in tutto 19 le amministrazioni comunali ai quali dal prossimo 5 dicembre non sarà consentito di scaricare l'immondizia all'interno della discarica che si trova in territorio di Siculiana. Nel frattempo i legali della Catanzaro Costruzioni hanno già notificato a Gesa 6 decreti ingiuntivi per un importo complessivo di 3 milioni di euro per le somme di cui la ditta è creditrice. La replica del lato Gesa G2 non si è fatta attendere. Il liquidatore Teresa Restivo infatti accusa la ditta di non avere accettato più il piano di rientro a suo tempo concordato una volta presa la notizia dell'erogazione da parte della Regione del finanziamento per scongiurare lo sciopero del personale delle imprese che effettuano il servizio di raccolta dei rifiuti. Anche Girgenti Acque, società che gestisce il servizio idrico nei comuni della provincia di Agrigento, ha ricevuto un decreto ingiuntivo di 8 milioni di euro per non avere corrisposto delle somme alla Tre Sorgenti. In particolare il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, ha emesso il provvedimento dopo che il consorzio acquedottistico delle Tre Sorgenti aveva chiesto a Girgenti Acque i pagamenti degli importi dovuti per avere usufruito delle acque dal 2009 ad oggi, somme che non sono state mai corrisposte da Girgenti Acque. Infine sarà organizzata ad Agrigento sabato prossimo 26 novembre alle ore 10 un sit-in davanti alla prefettura in concomitanza con la manifestazione nazionale del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Si rivendica il rispetto del voto di oltre 27 milioni di italiani del 12 e 13 giugno 2011 che hanno chiesto la gestione pubblica dell'acqua. Tra gli obiettivi dell'iniziativa anche la rescissione del contratto con Girgenti Acque per inadempienze contrattuali.